qui con noi l'unico e solo il figlio del più grande giocatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona Junior. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Grazie Diego, Grazie che a mi voi. hai onorato, grazie. Grazie a te per avermi invitato. Allora, abbiamo un'esclusiva, perché lui non è che va da tutte le lo so, parti, lui lo vediamo sulle reti nazionali, voglio dire, perché quando si parla di Diego Maradona ci vuole uno spessore non indifferente. Stasera ci ha onorato della sua presenza. Noi, se io dico raccontami qualcosa di papà, dico proprio sai una stupidata, perché come si fa a raccontare papà in 5 minuti? No, è impossibile, è impossibile. Io cerco sempre di parlare di papà per quello che era nell'intimità nostra, no? Nella famiglia. Ed era un uomo speciale. Io spesso dico era un genitore speciale, un padre speciale, come mi dice la gente. Sei stato tanti anni lontano da tuo padre, e invece no, invece lui era uno che amava la sua famiglia, era uno che si divertiva, che guardava tanto calcio, che era un uomo normale, era un uomo che gli piaceva stare seduto. E come nonno, com'era come nonno? Ah, come nonno era meraviglioso. Io purtroppo la mia seconda figlia non siamo riusciti a Mandiamo un bacio ai figli suoi, alla moglie. Fargliela incontrare, perché purtroppo questa pandemia è stata lunga e poi lui è andato via. Però era un nonno importante, diciamo che si è chiuso un cerchio, no? Quello che non sono riuscito ad avere io magari nella mia gioventù, nella mia infanzia, l'hanno avuto i miei figli, e chi ha figli sa che magari che è molto più importante che abbiano i propri figli che noi stessi. Diego, tu sai che altre trasmissioni abbiamo fatto tanti anni fa, da Gennaro Monturi, che salutiamo, Palombella. Eravamo io e te, ti ricordi? Io ho perso papà. No. E tu non vedevi ancora tuo padre, c'era anche l'avvocato, la buonanima di Fucillo, facciamo un grande applauso all'avvocato. E io lanciavo appelli anche io, tu stavi seduto vicino a me e agitti i figli sul piede coro. Quando hai visto tuo padre dopo tanti anni, dimmi la verità, che è successo? No, è stato emozionante, no? È normale, come ti ho detto prima, è come se si fosse chiuso un cerchio, sai, una lotta di 29 anni, non so 2 giorni, è una lotta mia, di mia mamma, della mia famiglia, una lotta dell'avvocato Tuccillo, no? Che all'epoca è andato contro tutti, no? Perché all'epoca erano tutti contro mia madre, no? Perché si va sempre col più forte. Diamo un bacio alla grande mamma, eh? Perché si va sempre col più forte, è sempre più conveniente andare col più forte. Però poi hanno sempre perso tutti. C'è una grande mamma. Ha sempre vinto e stravinto. Quindi Con i denti, è vero. Cosa si prova ad essere il figlio di Diego Armando Maradona? un grande orgoglio perché ha lasciato nei cuori di tanta gente felicità. Noi viviamo in un mondo dove è molto complicato che qualcuno che non sia tuo parente, qualcuno che sia estraneo ti possa dare gioia e felicità. Lui è stato uno di questi. Io leggo nella faccia della gente, no? Io a volte ho degli abbracci, dei baci che io non mi merito, cioè, che non sono per me, sono per mio padre, e il fatto che lui abbia dato gioia alla mia gente, che io sono napoletano, io sono tifoso del Napoli dallo stadio, e il fatto che lui abbia dato gioia alla mia gente mi rende orgoglioso. Ma guarda che io ricordo un video che ho visto sui social, adesso non mi ricordo il termine giusto, dove lui sta dal balcone del Royal e dice io non tradisco, io sono napoletano, e lì lui si è sempre sentito napoletano. Sempre. Ma lui è sempre stato napoletano, nel senso, io sono stato in alcuni compleanni suoi, no? Per esempio lui improvvisamente, tu lo vedevi, pigliava un microfono e cominciava a cantare Carmè. Cose, 100 anni, cose che non... Cioè non ti spieghi da un argentino. Lui è veramente diventato, lui era diventato napoletano dentro. Napoletano dentro, come infatti è stato poi l'unico che non ha mai tradito. Adesso tu sei allenatore di una squadra che sta andando bene, abbiamo vinto ieri, no? Per adesso stiamo andando bene, non il percorso è molto
è molto lungo, il percorso è molto lungo. Io sono giovane, ho 35 anni, sono all'inizio della mia carriera, ho deciso di smettere 2 anni fa perché non ero più quello che volevo. Ti ho seguito quando giocavi. Quando la testa, quando la testa ti dice di fare una cosa e il corpo non risponde, là è un momento che devi fermare. Ma tu sei Maradona per e io mi sono fermato. Caro Diego, Adolfo Restuccia, che comunque ha avuto il piacere di prendere. Una domanda, Diego. Ma io ho avuto la fortuna e l'onore di aver giocato con tuo padre, perché io stavo negli allievi del Napoli, lui l'anno che il Napoli vinse lo scudetto, quindi Bianchi faceva la partita, la prima squadra contro gli allievi, e io mi ricordo che lui quando andavamo negli spogliatoi, che facevamo la doccia insieme, lui ci trattava come gli altri, cioè anche noi ragazzi, aveva un'umanità esagerata. Volevo chiederti, ma quando stavi con lui, un sogno che lui aveva, non so, di allenare il Napoli un giorno o di tornare a vivere a Napoli, visto che tu lo sai, non lo possiamo sapere? Guarda, il fatto che della troppa bontà io la confermo. Sì. Perché se lui ha fatto determinate scelte ed è caduto in certe cose anche nell'ultimo periodo della sua vita, non parlo della droga, parlo di altro. Sì. Si è accerchiato di gente che non lo ha voluto bene, era proprio perché lui era troppo buono. Lui aveva questo grande difetto che poi alla fine io non lo considero un difetto, io lo considero un pregio, però la gente se ne approfitta in questo mondo, quindi purtroppo è un difetto. Sì, io ho sempre detto una cosa, io gli dicevo sempre il mio sogno, io un giorno voglio fare allenatore, voglio stare nel tuo staff quando allenerai il Napoli. Io ero convinto, sicuro che lui un giorno potesse arrivare ad allenare il Napoli, e chi se lo meritava più di lui. Forse tante persone amavano Maradona, ma non Diego Armando. No, c'è una frase di Fernando Signorini, che è stato il preparatore atletico di papà, è molto, molto famosa, che dice che con Maradona io non sarei neanche andato a prendere un caffè, con Diego mi sarei fatto ammazzare fino all'ultimo centimetro del mondo. Bella. Quindi è una frase che veramente rende l'idea. Abbiamo anche qui il giornalista Giuseppe Nappa. Buonasera. Ciao, buonasera. Ciao Giuseppe. Io guardando mi viene in mente una foto storica, una foto che io ho visto tra Mario Merola e Diego Armando Maradona. A Milano, in albergo. Eccola qua, se la facciamo vedere a tutti. Eccola qui. Io ero piccolissimo qua a Milano. Sì, e mi veniva in mente proprio questa foto qui. E guardandoti vedo che la storia continua, perché i numeri 1 non vanno mai dimenticati. Quindi abbiamo Maradona e Merola, questa storia che continua. Grazie. Ha mai parlato Maradona di Merola? Ti ha raccontato qualcosa? No, lui parlava spesso, perché lui, come ben sa Francesco, lui era molto addentrato nel mondo della sceneggiata, delle canzoni napoletane. Lui aveva un grande rapporto con Mario, aveva un grande rapporto con Nino. Ecco, Nino gli ha dedicato una canzone, bellissima. Ragazzi, campione, facciamo un applauso al grande Nino Danzi. Bellissimo. E che scritto. È venuto un momento che Napoli ha onorato Diego Armando Maradona, che fu fatta quella grande manifestazione al Teatro San Carlo di Napoli. Sì. Un evento storico. Sì. Un evento bellissimo, perché a parte perché per me è stato un evento particolare, perché era la prima volta, diciamo, in pubblico, fra virgolette, che io ero a fianco di mio padre. È stata una soddisfazione a casa mia, nella mia città, in uno dei teatri più importanti del mondo, se non il più importante del mondo. Fu una cosa bella. Poi c'è stata gli hanno dato la cittadinanza onoraria, ci sono state tantissime cose. Io preferivo però vederlo fuori da Napoli, ti devo dire la verità, perché il mio telefono durava mezz'ora, la batteria del mio telefono, preferivo andare io da lui. Bravo. C'è stata gente che ha detto non mi saluta più. Raccontaci l'emozione del primo incontro. Il primo incontro è stato bello perché, a parte che è avvenuto in Argentina in grande segreto, non lo sapeva nessuno, e c'eravamo io, mia moglie, all'epoca io non avevo bambini, e la compagna e diciamo un po' le sue guardie, sai, le guardie del corpo e roba. No, è stato emozionante perché, ripeto, poi sai, ti passa per la testa tanti momenti di difficoltà, tante
tante battaglie, tante lotte, però è andata Però vinte, bene. alla Vinte, fine, alla fine. Diego, 2 domande. Alla voglio fine farti. vinti. Se potevi salvare, papà. Io sono molto religioso. Io penso che quando arriva il momento di una persona non ti puoi salvare, devi andare. Però se è successo qualcosa la pagheranno. Tu lo sai che io quando Bravo, mi metto qualcosa... bravo. Tu lo sai che io quando mi metto qualcosa in testa sono duro. Lo so. Sono Ci conosco duro. bene, ci conosciamo da tanti anni. Io e le mie sorelle e i miei fratelli. mando un abbraccio a tutta la famiglia, ci siamo presentati parte lesa in un processo dove si sta indagando sulla morte di mio padre, e se c'è qualcuno che gli ha fatto del male la pagherà. Questo te lo assicuro. Grazie. Diego, noi ti ringraziamo per averci onorato della tua Ieri presenza. abbiamo avuto Grazie a voi per il avermi top dei invitato. top. Stasera abbiamo unito le due storie, quelle che Napoli ha sempre Dai un vissuto bacio e a tua voluto moglie, ai bene. tuoi figli, alla Grazie. tua cara mamma che è unica. Grazie. Resta qui con noi